Siamo orgogliosi oggi di aver ospitato qui nella sede del Consiglio regionale Andrea Micheli, al quale è stato dato il conferimento della borsa di studio in ricordo di Anna, una ragazza di Fieso d'Artico nel mio paese, la quale amava da sempre la comunicazione, infatti per questo stava lavorando a Bruxelles insieme con i FOAM, questa istituzione internazionale, e questo momento ci dà la possibilità e dà la possibilità alle istituzioni di comunicare tra di loro e di non dimenticare quello che Anna ha fatto e che stava facendo con tutta la sua squadra. Come direttore sono lietissimo di essere qui e celebrare la memoria di Anna Tuzzato. Stiamo parlando di una nostra ex studentessa che ha imparato così bene la lezione che ha voluto portarla in giro per il mondo. È stato un verbo sia della sua esperienza sia del suo territorio. L'idea di allontanarsi da se stessi per comunicare se stessi, per restituire una visione del territorio del Veneto e della sua realtà sul piano globale, come lei ha fatto con la sua biografia e con le sue relazioni, era qualcosa che ci imponeva di partecipare. E siamo lietissimi che da questo sia nato, forse proprio imparandone la lezione, sia nata un'opportunità di studio per noi. Quindi in un certo senso noi stiamo studiando quello che Anna ha cominciato a sperimentare, siamo felicissimi di questa opportunità, davvero grati. Il tema della ricerca è molto ampio, si tratta del pluralismo sociale e politico nella dimensione nazionale, regionale ed europea. E poi un tema più specifico che è quello del sistema elettorale, il sistema elettorale regionale. Un tema classico del diritto pubblico, ma che ha sempre bisogno di rinnovarsi, perché i sistemi elettorali sono quei meccanismi che mettono insieme, mettono in contatto cittadini e istituzioni, e per cui devono essere sempre riammodernati a seconda dei cambiamenti della società, della politica, dei partiti e delle istituzioni. È per questo che è un tema sì classico, ma allo stesso tempo molto importante, e soprattutto in questa fase storica in cui appunto c'è la necessità di ripensare il rapporto tra istituzioni, democrazia e cittadini, ma anche più particolarmente nell'ambito regionale, perché in attuazione del titolo quinto della Costituzione abbiamo proprio bisogno di ripensare la forma di governo, ma anche i sistemi elettorali regionali.